stanno suonando. Ma stai suonando. Ma che buona suona stanno suonando? Sarita. Che stavo stanno un fanno magari. Ma che buona suona? Ma domani i cinque. E cosa sono sta? Come c'è sta mangiando me? Queste vicine in quadro. Volevo qui a stura. Qui era la volta. Io sogno ragioniere. Qui è. Rapisse. Un cavaliere. Un cavaliere, per davvero. Un cavaliere sogno. C'è molto buono, qualche ora è chiesto. Se aiutasse. Stai rapendo, quando piglia la chiave. Stanno a casa, presto. A una camoriera. Presto. Rapisse. Buongiorno, cavaliere. Cosa che succedono? Buongiorno, che succedono? Un maggio, la stura vita la cassa sotto e sopra. Ma che sta dicendo lei, ragioniere? Guarda, chi non può capire, perché viene allora? Ragioniere, io mi voglio buttare con l'aereo. Io ne? A mangiare, a picchiare soldi. E ma non sveglia 5 mattina lei perché so? E prima che parte, no? Ma perché vi stiamo a battere ora? E ragioniere, che presto per te e me qui è. Cavaliere, qua stanno rompendo tutte pare. E poi non faccio una macchina, questa agenzia di viaggio, come siamo combinati, per soldi. Lei, ragioniere, si guadagna ogni chiamata 8 milioni. Cavaliere, ma potevo dire? Che sono loro viaggi dei privati. Che fanno oggi, gente che c'è una ricca cavolo, che cercano la cannetta. Ma che sta capendo, ragioniere? Lei si vuole guadagnare 8 milioni in questo viaggio. Certo, ma uniamo. A stasera quando andiamo a mangiare. E occupava. Ragioniere, io ho tutto pagato. Allora che venite 5 mattina io. E che ne faccio, cavaliere? Prima di cosa io lo faccio perché passa un'amicizia. E poi magari perché ci voglio fare che pare ste Di soldi. questo lo ringrazio, cavaliere. Ma lei chi ci farà? Niente? Io ne chiappo una voce 8. Senza fare niente. E che vuole? Io a chiaro prima di lei, no? Ah, certamente, perché su certamente. E su come sogno primo che chiaro ne sta parecchio e meno 8 milioni, che dici? E ci mancasse altro. Io ho connuto con una Miria. Buongiorno cavaliere, ma chi fu? Mia moglie se lo spiegavo. Buongiorno signora, mi scusi il disturbo a quest'ora. Ma quale disturbo? Sarita, dai, fai a nicchia caffè, picchia dove scotta, dove cose, dove pasta di mandola, che c'ho cavaliere. Ma perché? Che da fare, si può sapere? Che ora mi appartere. Ma una tagliere a st'ora. E che domanda che mi fai? Sarita, forza fare un caffè, picchia queste cose, aiutati che forse mi appartere presto. Ragioniere, su fuori magari a sua moglie ci può vedere e acchiappa 8 milioni magari. Cavaliere, non stai capendo? Ma per davvero non mi sta dicendo? Magari mia moglie chiappa 8 milioni. Cacetto, che sei siete e che sei acchiappate. Ma che ci buttava stamattina, santo cristiano? Vuol dire 8 più 8 fanno 16. Sarita, forza, potete già vivere, cavaliere. Dio cosa, aiutati. E su pottagliachina acchiappa l'altro. Ah, ora ho capito. Che sei siamo? E che sei acchiappa. E che sei chiappiamo? Che non c'è che siamo assai. Ma lei si può buttare magari suo figlio, sua socia, sempre 8 milioni a testa pigliati. Magari che nichi mi porta. Cacetto, lei si può buttare a tutto, basta cacchianare. Cavaliere, noi siamo 8 tutte pare. 8 per 8. 64. Io tutte queste soldi a chiappo. E non è bello, ragioniere, che facci sputare? Ci sputo, io mi allicco. Sallicca. Mi suco magari usciato. Tutto cosa mi suco. Ragioniere, però non mi aiutare, che si fa tanto. Sarita, forza con questo caffè, ne esci biosci, viscotta, massala, dammici a vivere. Cavaliere, mi scusi. Sì. Forse sono pigliato ancora dal sonno, che me lo spiegare di cussa. Ma sta parecchio, di una parte, di Fontana Rossa o di Secunella? Ma l'apparecchio, ragioniere, non batte. Come non batte? Che non batte, no? Cavaliere, forse sono pigliato dalla bomba. Mi sta aereo, c'è macchinare. Cacetto che ci chiamiamo. E chi sto voleva sapere? Sto viaggio che ne facciamo, uniamo a Bronda, a Milano, a Roma. Ragioniere, ancora forse non mi ha capito a me. E davvero ancora non l'hai capito. Ora ci spiego io. Ne sta aereo. A chiaro prima io. E divento stotto. Scansate, io non c'è chiaro. Ma chi sta capendo? Stotto sono quelli che travagliano adesso per l'aereo. Ma allora piglio posto a fare lo stuart. Facciamo finta che piglio posto. E poi divento capo di equipaggio. Presto. E certo. E dopo mi fanno pelota. E dopo non c'è chiaro io. Ma che sta capendo? Tutto per finta. E poi mi ruono 8 milioni. E ci sono 8 milioni. Che certo. Per fare finta che è stotto. Certo. E poi si addizza, poi Certo. diventa pelota. Certo. E acchiappa 8 milioni. E certo. Dopo è bello che mangia. Mangiasse, cavaliere, sta tu basta, sta tu Io basta. non sto capendo fino Ma a poi, bene. poi avessi a chiamare io dopo. Certo,
Certo che ci tocca E racchinare a faccio lei. stotto, faccio già, faccio qua, divento polota, 8 milioni, magari a mia. Oh, finalmente ho capito. E ci voleva tanto. Ma dico io, gli vuol dire c'è gente che si passa in capriccio, Certo. ne fa chiamare in sta aereo, Eh. e non ha 8 milioni. Certo. Da così la vita. Mangiasse, cavolo, sa tu basta, Mi tu stai basta. ricreando, mi stai ricreando. E io che faccio, ragioniere, per chiappare 1.300.000 euro al mese? Ma certo comune è pazzo, oh. A cucciurisci, ragioniere, a cucciurisci. Cavaliere, Sì. lo sappiamo, tutto il sole resta parecchio, resta 8 milioni. A quale ragioniere? Casa stanno organizzando come i pazzi. E lei vuole dire, cavaliere, io che ne saccio, a chiamare lei prima di me. Ma se vuole chiedere lei non ci sono problemi, ragioniere. Ah, no, lo ringrazio per questo, ma le cose sono serie. Se tocca a lei, a chiamare lei prima di me. Lei mi ha dire solo chi dobbiamo fare. Ma per stare a milioni. Che come che episodio io che sono capitano ci rugno. Cavaliere, ma perché in sto viaggio si fa 1 milione? Che certo che si parla. Sta ride, lei va a si bioscia con solo correre, Ma no? che sta all'anno? E ci avesse a dare 1 milione a lei per chiamare. Ragioniere, non è che mi la dare. Lei me la prestare, che io come divento capitano, perché poi ci torno. E poi ci avesse a mettere 1 milione per mia. Certo, se vuole chiamare ce la mette lei i soldi. E poi ci avesse a mettere un altro 1 milione per mia moglie. Certo, se sa portare presso che fa, non ci paga il biglietto. Uno magari per Chiachino, uno per Mariella, Certo, uno per Filomena, Certo. lui per Gemelle, certo, un altro per Razio, certo. uno per mia suocera. Certo, Certo, Palazzo. non è che potevo lasciare il carro sondetta. No, sa A poco. sto punto, siccome ancora è presto, Certo. ora io mi vesto, Sì. me ne vai alla banca, perché Eh. ancora è presto. E ci dico, siccome ne stiamo facendo un viaggio con la mia famiglia, voglio prelevare, Una decina di milioni. cavaliere, e che fatto? Che sono contate da sacchetta? Che a me non ne piglio vite, se uno da si vuole accattare un souvenir, qualche rialegro. O so piacere, ragioniere. Giustamente ci firmo la distinta di prelevamento. Certo, No, un banchiere che mi conosce e conosce a me tutti i miei fondi. sì. Come mi dire, bella, da distinta scritta che ci sono mesi 20 milioni, usa perché mi dice Buon viaggio. e mi ci caga a tanta faccia. Perché sa, che una lira, un libretto non c'è. Come? Come perché non me l'aria? Vuol dire cavaliere, lei mi lo spicchia 5 mattina per dire per chiamare dall'apparecchio, cascine, e poi divento stotto, poi divento polota, e poi mi erano 8 milioni. Nel frattempo lei si è mangiato 16 brioche, 3 bonditi, 2 pacchetti di biscotti, 4 caffè ci ha fatto, bicchierini di mazzala. Ma dico, sto vizio lei ancora non si leva. Come? Ci propongono a fare? Cavaliere, ma non c'hanno altri mascoli che batte per davvero. Io ne sto parecchio carico lei. A muccione di tutte parti, ci hai chiamato. Per davvero? Prima devo andare a stotto, e poi mi addezzai, Sì. e poi mi figlio una capozzona, Sì. e poi devo andare pelota. Sì. E mentre che stavo atterrando per chiappare soldi, non sai che cazzo mungia cascavo l'apparecchio. E che mungivo, ragioniere? E che mungia la coppola d'ozzo Vicenzo, cavaliere.